Siculiana ha ricordato con un premio denominato Allena il cuore per amare, gioire ed aiutare Clelia Colletti, giovane 22enne recentemente scomparsa, ad accogliere la cerimonia alla scuola media del comune, un evento che è stato voluto e ideato dalla poetessa e scrittrice pluripremiata Giuseppina Mira. Quest'ultima la descrive come una giovane brillante in campo artistico, musicale e letterario, purtroppo scomparsa prematuramente. La poetessa continua parlando di Clelia e tratteggiandone un profilo di straordinaria umanità e doti non comuni. Si dedicava al canto, al teatro, al disegno, dice, amava leggere, scrivere opere letterarie e fare beneficenza, era dalla parte dei fragili che cercava sempre di aiutare. Il ricordo di Clelia, sottolinea la Mira, vuole consegnare soprattutto ai giovani affinché l'apprezzino e abbiano un esempio per essere pieni di vitalità. Hanno partecipato alla manifestazione gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Siculiana che hanno proposto lodevoli elaborati. Hanno affiancato Giuseppina Mira nell'organizzazione e la FIDAPA, l'AXI, la scuola e l'amministrazione comunale di Siculiana. Presenti i genitori di Clelia che hanno consegnato ai giovanissimi partecipanti una ceramica in ricordo della figlia. È stato un momento di grande commozione per onorare la memoria di Clelia, che è stato testimoniato anche dalle parole del dirigente dell'istituto Paola Catanzaro. Quando ho premiato Clelia mi sono così innamorata del suo lavoro che l'ho portato a casa come ricordo. Ebbene, dopo tanti e tanti anni, quest'estate, vedo un cartellone arrotolato. Siamo dietro mille cose, quindi era sfuggito di mente, giusto? Dopo tutti questi anni. Dico, ma che cosa c'è dentro questo cartellone? Lo apro e vedo il disegno realizzato da Clelia per il quale è stata premiata. Ancora non era il 14 settembre, allora ho pensato, quando riprendiamo le prove del nostro gruppo teatrale, perché voi sapete che Clelia e la mamma hanno preso parte, lei continua a prendere parte alla nostra drammatizzazione. Dico, va bene, quando poi ci vediamo nelle riunioni glielo do. Sappiamo che non è stato possibile perché il 14 settembre la nostra Clelia è volata in cielo. Allora mi sono recata dalla sua mamma Francesca, le ho portato il disegno, lei non lo conosceva, ignorava l'esistenza di questo disegno perché l'avevano fatto in classe, li avevano consegnati, li abbiamo premiati e quindi lei non l'aveva visto, sapeva del premio, primo premio della bontà dato a Clelia, ma non conosceva appunto come era strutturato il disegno. E allora ho chiesto a Francesca, io mi sento di organizzare un concorso, il ricordo di Clelia. Lei ha consentito, ci siamo recati dalla preside per coinvolgere gli alunni, la preside con entusiasmo ha coinvolto docenti, alunni, genitori che tutti con entusiasmo avete risposto con impegno, con fervore, con prontezza. Questo vi onora, ci onora, perché l'amore è alla base di tutto. Abbiamo preso contatti con l'amministrazione comunale, col sindaco, oggi non sta bene e abbiamo qui l'assessore. Allora immediatamente io come promotrice dell'AXI e come scusate sono emozionata e come vicepresidente della FIDAPA ho parlato con la presidente e con la past presidente, tutti con fervore hanno acconsentito ed ecco che oggi tutti qua in nome di Clelia siamo riuniti in nome dell'amore e dobbiamo sapere che Clelia
amava il teatro, il canto, il disegno, amava leggere, ha scritto dei romanzi che ancora si devono pubblicare, faceva volontariato, brillante, e quando lei veniva per le recite un fascio di luce lei portava, entrava un fascio di luce